Sono stati l'ultimo scorcio d'inverno e l'entusiasmo di Nuoro a fare da cornice al terzo debutto della nazionale sarda di calcio dopo quelli del 90 e del 97, la prima uscita assoluta di quella marchiata FINS, la Federazione eSport Nazionale Sardu. 7-1 il risultato finale del match contro gli Strangios di Sardegna, con il primo, storico e bellissimo gol segnato da Daniele Bianchi, imitato poco dopo dalla magistrale punizione di Daniele Molino. Un bottino rimpinguato dal tristi Virdis e dai gol di Spano e Gianni, ma l'aspetto tecnico e agonistico oggi è l'ultimo a contare per tanti motivi. Sia perché gli avversari non erano certo una compagine in grado di proporsi come test probante, sia perché la stessa nazionale sarda aveva moltissime defezioni, di fatto tutti i giocatori di Serie A, B e C, eccetto Acquafresca, comunque infortunato, a causa di impedimenti vari o dei niet di società che hanno preferito tenere i calciatori in gruppo per preparare le prossime gare. Ma proprio la presenza di ragazzi come Molino, Virdis, Acquafresca, Pani, Sirigo Junior, D'Ametto, residenti calcisticamente nella penisola ma attaccatissimi alla propria terra, tanto da volere fortemente la presenza alla prima nuorese, è uno dei segnali più tangibili di come il terreno sia fertile. A contare è quindi l'aspetto simbolico che accompagna e promuove quello culturale e politico. La presenza di molti bambini, di personalità del mondo culturale, la necessità di iniziare un percorso per quanto riguarda il giocare partite, di continuarlo, inteso come proseguire il progetto avviato mesi fa dal direttore generale Vittorio Sanna, dal CT Bernardo Mereo, dal presidente di FINS Gabriele Cossu, dai tanti entusiasti sponsor e da una struttura in via di rafforzamento. C'è molto da fare verso le gare ufficiali, gli europei Qualifying Artassia a giugno e amichevoli di prestigio il 2 giugno contro la Corsica, anche fossero una all'anno in un momento strategico, sul modello catalano. È stato un esordio emozionante anche perché comunque sia c'era tanta attesa per mettere in campo la squadra, si è parlato a lungo, era importante per noi fare questo battesimo, dimostrare che si voleva fare calcio e che si vuole fare calcio e quindi il calcio viene fatto. Facendo calcio anche portare quelli che sono i contenuti di cui abbiamo parlato fin dai primi mesi, cioè il messaggio culturale, ciò che la Sardegna è, come si caratterizza, di cosa è capace anche sul piano organizzativo. A me pare che sia andato tutto molto bene e questo non può che essere un banco di prova superato, insomma. Ma sicuramente è una forte emozione, è stata una forte emozione farla a Nuoro, dove peraltro c'è stata una grande partecipazione da parte del presidente della Nuorese, da parte di tutti i nuoresi e questo sicuramente rende onore a questa nazionale che ha come obiettivo quello di poter portare in Sardegna quelli che sono i suoi giocatori migliori, figli di questa terra, che magari giocano in Sardegna, oppure giocano in Italia, oppure fuori, all'estero. Per riuscire a radunarli una volta e far godere quindi tutti i tifosi sardi della presenza di nostri atleti, è sicuramente già questo uno spettacolo importante. Poi a questo che cosa si lega? Si lega all'aspetto culturale, il calcio è un veicolo importante, mediatico, forte e quindi ti permette di poter presentare la tua terra anche sotto altri aspetti, attraverso lo sport. Fondamentale sarà proseguire con forza, con realismo, con voglia di costruire e fare proseliti, di cementare un'identità forte. Senza cedere al folklore fine a se stesso, senza lesinare sul piano tecnico e conquistando così più gente possibile, anche coloro i quali vedono la propria identità molto nascosta, che può essere risvegliata ove servisse da una partita di calcio con senso compiuto.